Eccoci qua, ben ritrovati, una nuova puntata di 30 minuti SPI. Oggi parleremo di due servizi di grande interesse per la nostra regione, come l'acqua, ma soprattutto come i rifiuti. Andremo ad analizzare le imposte che sono un po' aumentate in regione dal 2016 al 2023, le tre principali imposte che costituiscono di fatto circa il 90% delle stesse. Di fatto andremo a farlo con chi? Con Angelo D'Adamo, presidente regionale Federconsumatori. Buongiorno. Buongiorno. E con il segretario generale regionale di SPI CGIL, Renato Bressà. Buongiorno. Un saluto a tutte e a tutti. Ecco, allora, io direi, a grandissime linee i temi li abbiamo già citati. Partiamo con Angelo D'Adamo che appunto, come dicevo in apertura, ci farà un focus sui due servizi principali di interesse della nostra regione, acqua, ma soprattutto, e poi mi spiegherà perché, soprattutto i rifiuti. Allora la faccio partire. Bene, grazie. Allora, vediamo di fare un po' così un quadro su chi sono i gestori di questi due servizi così importanti per la nostra vita di ogni giorno. Servizio idrico, noi abbiamo oggi 7 gestori, altrettanti ne abbiamo per il servizio dei rifiuti. Gestori tutti di proprietà pubblica, perché tranne Acegas, APS, AMGA che ha un altro profilo, per tutti gli altri delle altre province, degli altri territori, sono aziende di proprietà dei comuni e allora è affidato comunque il servizio in concessione. Sono quindi tutte quante aziende sia per acqua che per rifiuti che operano in house providing, così è il termine che viene utilizzato. Quindi dicevamo 7 gestori del servizio idrico e 7 gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Chi sono i gestori dei rifiuti? Noi abbiamo GEA e SNUA che prende 17 più 7, 24 comuni, essenzialmente sul territorio del Pordenonese. Ambiente e Servizi, che ha 26 comuni, AET 2000 SPA 78 comuni, NET 57, Isondina Ambiente 27 e Acegas che ha solamente un comune. Poi c'è anche MTF che riguarda solamente Lignano Sabbiadoro. Ok, mentre lei diceva che i primi i GEA e SNUA sono più sul Pordenonese, sono giusto? Più sul Pordenonese. Mentre mi corregga se sbaglio, AET 2000 e NET sono più nella più sull'Udinese, sì, okay. È un po' sparsi comunque, ma questo è un dato, una caratteristica che hanno e che comunque diversi di questi gestori operano anche su altri territori. Certo. Ecco, quindi c'è un intreccio, non c'è un bacino definito con cui un'azienda, tranne, ma no, anche Isontina Ambiente che è tutta quanta sul Goriziano, comunque interviene anche su qualche altro territorio. E questo è un problema comunque che noi riteniamo di criticità che si presta comunque agli approfondimenti che poi eventualmente faremo. Perché ho fatto questo quadro, questo richiamo? Perché è in atto comunque, questo è un processo che noi condividiamo molto, un processo, un indirizzo politico della nostra regione che tende e suggerisce a questi gestori di operare per unificarsi, per aggregarsi. Questo naturalmente serve per comunque per abbattere le diseconomie che nelle frammentazioni di solito comunque si producono, quindi un'aggregazione per uniformare anche la capacità di efficientare il servizio, tendere naturalmente anche in definitiva anche a migliorare sui costi e sulla spesa che ogni cittadino è portato comunque a sostenere ogni anno. E qual è questa legge? C'è una legge fatta l'anno scorso dalla Regione, la 5 del 26 giugno del 2024, che mette a disposizione degli incentivi per far sì che questi gestori si aggreghino. Il principio che viene utilizzato è dell'incorporazione, così è il termine tecnico che viene definito, per cui ci sono delle società naturalmente più strutturate che tendono ad incorporare le altre. E la Regione ha messo a disposizione per fare questa operazione delle risorse da versare ai comuni, perché chiaramente questo tipo di operazioni poi comporterà
comunque dei costi per i comuni, perché si tratterà anche di ridefinire gli eventuali aumenti di capitale, comunque una serie di costi che saranno sostenuti con questi contributi della Regione. È un processo questo comunque che noi senz'altro condividiamo, perché più si è divisi, più si è frazionati e meno efficace ed efficiente il servizio. Ecco, quindi assolutamente positiva. Sono iniziati già per diverse aziende questi processi, li sentiamo spesso anche sui mezzi di comunicazione, le operazioni che sta facendo CAFC, ma anche le altre aziende, comunque ecco, sempre con questo principio di incorporazione, incorporante e incorporanda. Sono queste le due definizioni del incorpora, naturalmente quella più strutturata, l'incorporanda è quella che naturalmente ha, diciamo, attualmente, storicamente, una struttura meno forte, definiamole così, in questi termini. Il processo è già in atto, è in una condizione già abbastanza avanzata comunque per quanto riguarda il settore dell'idrico e sarà comunque anche per il settore dei rifiuti, ma naturalmente siccome il settore dei rifiuti ha delle complessità maggiori, no? Rispetto alla struttura storica, rispetto alla modalità di servizio, alla struttura, all'organizzazione, così in generale i tempi saranno senz'altro diversi. Ecco, però la strada è senz'altro quella che è da perseguire. Bene, questo è l'inizio del racconto del presidente di Federconsumatori d'Adamo, che ci ha iniziato a introdurre, come avete visto, quelle che sono le direttive, quelle che sono anche le varie aziende che gestiscono acqua e rifiuti. Con lei, invece, segretario Bressan, come avevamo annunciato, andavamo a parlare delle imposte che sono aumentate, in particolare le tre principali, dal 2016 al 2023. Sì, intanto bisogna premettere che ovviamente quando parliamo ovviamente delle tariffe, delle tasse, delle imposte che vengono applicate sui servizi che vengono erogati in particolare dai comuni o dalle società che gestiscono sostanzialmente quel servizio, poi, come dire, queste imposte ricadono, come dire, all'interno dei bilanci comunali degli enti locali. Quindi abbiamo fatto anche una verifica tra il 2016 e il 2023 perché sono gli ultimi rendiconti che abbiamo a disposizione, che ricaviamo dalla BDPA, cioè dalla banca dati della pubblica amministrazione, dove tutti gli enti locali, come dire, inviano i propri rendiconti, quindi da lì noi riusciamo a ricavare tutti i dati che ci interessano e ovviamente a elaborarli. Quello che si evince è sostanzialmente che noi siamo passati da un complessivo di imposte e tasse che sta nel cosiddetto titolo 1 dei rendiconti comunali di 543 milioni, quasi 544 milioni di euro del 2016 a 681. Ora, questo intanto ci indica che c'è stato un aumento dell'imposizione fiscale locale del 26%, che non è poca roba. Non è poca roba perché ovviamente questo dato va confrontato anche con quelli che sono stati i tassi inflazionistici che si sono realizzati in questo arco temporale e i tassi inflazionistici sono stati sensibilmente più bassi. Quindi vuol dire sostanzialmente che gli enti locali hanno aumentato in maniera più che sensibile, come dire, rispetto ai tassi inflazionistici, quelle che sono le entrate comunali e ovviamente imponendole ai propri cittadini, i quali ovviamente si aspettano nel momento in cui pagano di più imposte anche di avere un servizio quantomeno migliorato e quindi noi diciamo sempre attenzione alla quantità, deve corrispondere anche la qualità del servizio. Dopodiché ovviamente però abbiamo anche fatto il conto su quanto è aumentato pro capite, come dire, per ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia e come vediamo siamo passati da 447 euro all'anno a 570 euro all'anno, quindi come dire c'è una corrispondenza chiaramente tenuto conto che nel frattempo c'è stata anche una leggera diciamo diminuzione del numero degli abitanti.
Poi se noi dovessimo andare, cosa che oggi non siamo in grado di fare, magari lo faremo in un'altra trasmissione, verificheremo, come dire, che non dappertutto, come dire, c'è stato lo stesso carico fiscale. Noi abbiamo territori dove abbiamo evidenziato che c'è, come dire, un aumento maggiore, soprattutto sulle aree interne, mentre, come dire, sulle aree più popolate, perché lì i costi fissi si spalmano su più contribuenti, come dire, gli aumenti sono stati sensibilmente più contenuti, cosa sulla quale, come dire, ovviamente c'è un ragionamento aperto anche con la Regione rispetto ai trasferimenti da dare agli enti locali, tenuto conto, come dire, di queste dinamiche che non sono ininfluenti rispetto a quella che è la capacità impositiva del singolo ente locale, sapendo che l'articolo 3 della nostra Costituzione recita sempre che, come dire, lo Stato deve dare, come dire, parità di servizio a tutti i cittadini indipendentemente da dove abita, quindi bisogna tener conto anche delle condizioni territoriali di dove si vive, insomma, ecco, ci sono quelle che agevolano e ci sono quelle che invece, come dire, non agevolano assolutamente e dove vi sono costi maggiori per vivere all'interno di quel territorio. Ecco, anche qua un assaggio interessante, facendo un calcolo da 447 a 570 sono 10-11 euro al mese in più in un anno, quindi insomma non è poco questi... Sono 130 euro quasi in più in un anno. Esatto, capito? Quindi non è assolutamente poco, 130 euro soprattutto nel momento storico in cui si sta vivendo, che è tutto che aumenta, assolutamente. Poi pensiamo a un nucleo familiare, esatto, dove sono in 4-5, vuol dire che lì, come dire, sai che devi tirar fuori 600-700 euro in più all'anno, esatto, con le buste paghe che girano esatto, e in particolar 130 modo con quelle dei pensionati, come dire, lì cominciano a essere sacrifici seri. Assolutamente, assolutamente sì. Torniamo a rimbalzare con il Presidente D'Adamo, che ci aveva di fatto raccontato quelle che sono le prime due slide che avevamo mostrato. Adesso la faccio proseguire con la terza e la quarta. Allora, che cosa abbiamo fatto noi intanto per cercare di avere un quadro il più chiaro possibile su che cosa succede nella nostra regione? Abbiamo commissionato insieme ad Adiconsum, perché Federconsumatori e Adiconsum? Perché sono le uniche due associazioni in regione che hanno dei requisiti, sono riconosciute dalla regione e sono componenti di una consulta regionale nominata con decreto del Presidente della Regione. Quindi insieme ad Adiconsum che cosa abbiamo fatto? Abbiamo commissionato ad un istituto di ricerca esperto su queste materie una ricerca per vedere che cosa succede, intanto quali sono le tariffe per l'acqua applicate nella nostra regione e quali sono le tariffe o le tasse applicate per la raccolta dei rifiuti. La ricerca l'ha fatto questo istituto e si chiama IRCAF, come dicevo, e abbiamo preso ad esempio, chiaramente si deve parlare di valori anche medi a tal riguardo, per fare un quadro sull'acqua. Che cosa contiene questa ricerca? Si immagina una famiglia composta da 3 persone e che consuma 150 metri cubi di acqua l'anno, è una media più o meno nazionale. Oltre a questo abbiamo anche considerato, comunque approfondito, una ricerca su che cosa pagano alcune utenze non domestiche. Questo riguarda distributori di carburante, alberghi con ristorante con almeno 1000 metri quadri, negozi di abbigliamento, bar di 100 metri quadri e supermercati con 1000 metri quadri. E naturalmente abbiamo un quadro di ciò che oggi pagano questi settori, sia di utenza domestica che non domestica, per l'acqua, in un quadro nazionale. Devo dire che comunque in questo quadro noi siamo posizionati, adesso senza fare una sfilza di numeri che magari ci confonderebbero soltanto le idee, ci collochiamo in una posizione tra una media nazionale migliore, un costo inferiore comunque rispetto magari a centro Italia o isole. I rifiuti, e qui viene avanti un po' qualcosa di più particolare, perché dicevo appunto che su questo settore faremo un po' meglio un approfondimento. La ricerca che abbiamo fatto fare per i rifiuti
riguarda anche qui un'identificazione di un nucleo familiare composta da una persona con l'occupazione di un'abitazione di 60 metri quadrati e un'altra comunque composta da 3 persone, famiglia da 3 persone su 100 metri quadrati, oltre alle stesse utenze non domestiche che erano identiche per l'acqua. Che cosa viene fuori da questa ricerca? Ecco, un passetto indietro. Noi avevamo già fatto questa ricerca sui costi, sulla spesa del 2020 e l'abbiamo presentata nel 2021. L'abbiamo reiterata per i costi 2023-2024 e li abbiamo presentati in marzo 2024. Poi dirò meglio comunque il percorso che abbiamo messo in campo. Che cosa viene fuori per i rifiuti? Viene fuori un quadro regionale con una diversità di spesa per le famiglie molto diversificata. Per avere un ordine di idee parliamo di 1 a 4 differenza di esborso e quindi di spesa per le famiglie, sia per le famiglie che per le utenze commerciali e non domestiche, per quelle che abbiamo analizzato. Tutto si spiega, certo, tutto si spiega perché naturalmente le norme sono applicate, il PEF è il conto economico che deve pareggiare a zero con il costo del servizio. Il PEF è piano economico finanziario che viene approvato dai consigli comunali e quindi i consigli comunali se no ci sarebbero i rilievi, per cui chiaramente tutto ciò che avviene su questi costi è tutto quanto spiegato, tutto quanto validato da AUSIR, che è l'autorità regionale che li valida, e approvati anche da ARERA, che è l'autorità nazionale, che sovrintende a questi 2 settori, oltre anche quello dell'energia. Quindi sembrerebbe essere tutto ok, perciò non c'è nulla da fare. Ma resta comunque sempre una domanda. Ma è mai possibile che una famiglia che abita a 500 metri magari da un'altra famiglia, perché in mezzo passa il confine della gestione di un gestore o addirittura anche dello stesso gestore, uno paga 1 e l'altro paga 4? No. Anche se si spiega questo dato qui. Ecco, quindi è necessario intervenire su questo campo. Da queste grandi differenze noi abbiamo aperto una serie di interlocuzioni, intanto con AUSIR, perché l'AUSIR è l'ente locale di riferimento, è l'autorità locale comunque che valida comunque i conteggi, valida tutto quello che c'è da validare. Abbiamo aperto un confronto con l'ANCI, perché l'ANCI rappresenta tutti i comuni della regione, quindi sono i sindaci anche che devono essere consapevoli dei processi che vengono avanti, perché io ritengo che anche prima della ricerca nessun sindaco della nostra regione sapeva quello che faceva magari il sindaco a fianco, a meno magari che fosse dello stesso orientamento politico, comunque nei contatti tra loro. Però c'è un quadro estremamente diversificato. Perché questo? Perché i 215 comuni della regione hanno 215 PEF. Può andare avanti così, con questo sistema che è così diseguale? Ecco, noi diciamo che da questo quadro comunque bisogna attivare tutti i processi affinché ognuno, per le proprie competenze, metta in campo quindi la sua attività, la sua azione per tendere ad una maggiore e migliore equità, che penso essere un diritto di tutti i cittadini. Assolutamente. Voleva vedere anche la slide successiva oppure la andiamo a raccontare nel terzo e ultimo intervento? Possiamo, sì, anche la successiva, perché è bene dire questo, qual è il divenire comunque sul servizio dei rifiuti essenzialmente. La ricerca ha un limite fatto finora, perché ha messo a raffronto comunque situazioni di organizzazione di questi settori che nel tempo si stanno modificando. Come si stanno modificando? Prima parlavamo di Tari, prima avevamo tutti i comuni la Tari, e la Tari è un tributo, è una tassa. Ora il divenire parla comunque di un'organizzazione che tende sempre più, intanto partendo da un principio, che chi più produce rifiuti
deve pagare un po' di più, o meglio, chi ne produce di meno perché differenzia meglio, comunque chiaramente deve pagare di meno, perché questo è l'obiettivo, no? Quindi chi più inquina più paga, chi meno inquina meno paga. Quindi secondo questo obiettivo ci sono già diversi comuni che hanno adottato la TARIP, che è una tariffa e che è una tariffa puntuale, così si chiama, o corrispettivo, che tende comunque a misurare e pesare anche la quantità di produzione di rifiuto indifferenziato che va nei termovalorizzatori o dove appunto viene processata la sua trasformazione. Quindi è in atto questo tipo di cambiamento. Ad oggi nella nostra regione possiamo già dire, perché viene fuori dalla ricerca, che l'80% ancora dei comuni usa la Tari e il 20% è già passata alla TARIP. Però chiaramente questo è un processo che aumenterà. Ecco, per cui anche il confronto in questi anni risente un pochettino dai dati che comunque noi abbiamo. Ecco, dico anche quest'altra cosa che è molto importante: i dati sono pubblici della ricerca, sono postati sul nostro sito, su un sito consumatori FVG, www.consumatori.fvg, e possono essere naturalmente visti da tutti, scaricati da chiunque. Ecco, quindi chiunque può andare a vedere quali sono e dove sono queste differenze così grandi, che appunto non serve oggi magari né fare la classifica dei più virtuosi o meno virtuosi, ma ci dà solamente il quadro e noi sul quadro dobbiamo assolutamente lavorare. Assolutamente. Torniamo a rimbalzare dal segretario Bressan che, come detto, continua a toccare il tema delle imposte aumentate in regione dal 2016 al 2023. Siamo con la terza slide, rendiconti comunali. Sì, sempre tenuto conto, come abbiamo detto, dell'articolazione delle imposte che sono previste dagli enti locali. Qui prima avevamo visto, come dire, i dati complessivi, adesso li abbiamo articolati in imposte sugli immobili, come conosciamo l'IMU, l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, perché non si paga solo a livello nazionale, ma si paga anche l'IRPEF locale per tanti comuni che la applicano, e la famosa Tari di cui abbiamo parlato fino adesso e che Angelo ci ha puntualmente, come dire, descritto. E anche qui vediamo, come dire, che ci sono degli aumenti significativi. Se nel 2016 sull'IMU i comuni raccoglievano 301 milioni di euro, siamo passati a 407 milioni di euro. Qui abbiamo un aumento quasi del 40%, è esplosa questa imposta. L'IRPEF da 72 a 96 milioni, mentre la Tari, come dire, effettivamente c'è stato un aumento più contenuto, da 156 milioni a 163 milioni, quindi questo dato comincia a dirci, pur essendo un dato complessivo, poi tutte le considerazioni che giustamente il Presidente D'Adamo ha già fatto, ma che complessivamente, come dire, l'aumento è stato del 5%, decisamente più basso a quello che è stato invece il tasso inflazionistico, e quindi questa cosa, come dire, è apprezzabile, pur tenuto conto del fatto che noi dobbiamo invece poi andare a guardare territorio per territorio e le diversificazioni di cui il Presidente D'Adamo ci ha già detto. E per quanto riguarda gli aumenti pro capite, invece qui vediamo da 247 euro all'anno sull'IMU a 341, da 59 euro all'anno sull'IRPEF siamo passati a 80 e da 128 euro siamo passati a 136 sulla Tari. Ecco, allora questo intanto ci indica che complessivamente, come dicevamo prima, le famiglie hanno subito, come dire, un aumento consistente delle imposte locali, perché quando noi parliamo di imposizioni locali che contribuiscono alla fiscalità generale, ovviamente dobbiamo articolare imposta per imposta, tassa per tassa, cioè non possiamo guardarne solo una, perché potrei anche avere un IRPEF bassa, ma se poi mi si spara sull'IMU, come dire, sempre dal bilancio familiare viene fuori. Quindi noi dobbiamo dare un'occhiata, come dire, all'intero orizzonte dell'imposizione fiscale, ed è quello che cerchiamo di fare ogni volta che ci incontriamo con gli enti locali,
perché magari alcuni sindaci dicono sì, ma io non ho l'IRPEF. Sì, non hai l'IRPEF, però hai un'altra imposta dall'altra parte che recuperi anche l'IRPEF e con gli interessi, doppio, insomma. Ecco, esatto. No, è vero, tra l'altro la Tari è quella che in proporzione è aumentata meno, però come diceva giustamente lei non ci si può fermare a esultare per un piccolo successo se poi dall'altra parte non ci si accorge è schizzata alle stelle. Abbiamo gli ultimi 5 minuti assieme e quindi torniamo dal Presidente D'Adamo che concludeva il suo discorso con la quinta e ultima slide che ha un titolo che mi piace molto. Cosa vogliamo? Ecco, che cosa vogliamo? Certo, noi non siamo dei ricercatori, quindi fatto la ricerca serve per fare delle cose, per mettere in campo intanto ragionamenti, studiarci su, capire bene e cercare di modificarli a vantaggio dei cittadini, perché questa è la nostra missione. Primo aspetto, l'avevo sintetizzato così, partecipare al processo. Questo è un processo molto complesso, dove c'entrano di mezzo tanti soggetti, c'entrano i comuni, c'entrano gli enti di controllo, c'entra la regione, c'entra ARERA, c'entrano i gestori, che non sono, gli ultimi sono chiaramente quelli anche più dentro questo tipo di dinamiche. E la pongo come una domanda: sono coinvolti i cittadini oggi? Io dico di no. È chiaro che i gestori, anche quando modificano il modello organizzativo, comunicano, mandano una lettera, fanno delle assemblee, alcune riunioni, però noi abbiamo anche tante osservazioni da parte di cittadini. Io capisco, insomma, in passato ho fatto il sindacalista e anche se facevo milioni di volantini c'era sempre chi veniva a dirti ma non ho mai visto neanche un pezzo di carta. Quindi c'è anche questo, scontiamo anche questo. Però è chiaro che c'è un problema sempre di raggiungere il numero più alto possibile comunque di cittadini per dare le giuste informazioni, perché sono questioni che ci prendono tutti quanti produciamo rifiuti, tutti quanti lo dobbiamo conferire in un certo modo, quindi ci interessa nella quotidianità, per cui non può essere superficiale il nostro atteggiamento nei confronti di questo servizio e non può essere neanche poco attento da parte dei gestori un'informazione necessaria che devono dare. Quindi è necessario comunque migliorare i processi di partecipazione. Naturalmente con un migliore coordinamento da parte anche di tutti gli enti che entrano in questo tipo di dinamica. L'altro obiettivo dalla ricerca, abbiamo rilevato prima, è esserci queste differenze così grandi. È chiaro che comunque ci dobbiamo traguardare ad un obiettivo che deve essere quello di fornire un servizio equo per tutti, stesse modalità e anche agli stessi costi. Non si arriva facilmente ad una tariffa unica, ma faccio un esempio per l'energia, anche l'energia elettrica era un problema prima, magari immaginare che il kilowattora fosse per tutti pagati allo stesso modo, sia il cittadino della montagna, sia il cittadino della spiaggia, dove chiaramente i costi anche per l'infrastruttura hanno un altro tipo di rapporto. È questo l'obiettivo a cui tendere anche per questo tipo di servizi, per questi servizi. Qui ci metto anche l'acqua, sia acqua che i rifiuti. È chiaro che comunque tutti e due i settori hanno la loro storia, no? Perché tante di queste attività venivano gestite dai comuni, dai municipi, però siamo in mezzo ad un processo di grandi trasformazioni, di aggregazioni, di standardizzazione delle modalità e così via. Ecco, quindi è chiaro che deve esserci un obiettivo di maggiore equità e di costi e anche di minor costo, perché anche questo, efficientare significa anche non aumentiamo i costi, ma alla fine deve esserci un risultato molto positivo. Ecco, noi per parte nostra lo facciamo in tutti i modi, abbiamo aperto questi confronti, così come ne parlavo, però la strada è complicata perché tante volte anche la sciacca si intende, dice, è meglio però che non disturbate i suonatori. Ecco, tante volte si percepisce a pelle un po' questo tipo di... e noi dobbiamo vedere di contrastare e far saltare questo tipo di atteggiamento così chiuso da parte degli enti, da parte dei gestori, con un rapporto di fiducia, perché l'obiettivo finale deve essere identico e comunemente condiviso. Certo. Concludiamo al volo anche con il segretario Bressan, siamo proprio in chiusura, ma mancavano le ultime due sue slide. Sì, velocemente, intanto per far vedere come si è modificato il reddito complessivo dichiarato in Friuli Venezia Giulia nel 2020
2016 avevamo dichiarazioni per 19 miliardi e 900 milioni, oggi siamo nel 2023, le ultime dichiarazioni dei redditi disponibili nella banca dati del Dipartimento delle Finanze a 22 miliardi e 7. Abbiamo avuto un aumento di circa il 14% della ricchezza dichiarata, poi sappiamo che c'è quella non dichiarata anche qui in Friuli Venezia Giulia. L'ultima slide è per dire ma come questa ricchezza viene distribuita? È stata distribuita così, l'inflazione è stata del 18,4, quindi vuol dire che la ricchezza che abbiamo prodotto in più non ha coperto l'inflazione, ma è stata mal distribuita come denunciamo ogni volta, quindi c'è stato un aumento sulla ricchezza dei lavoratori dipendenti del poco più del 10%, che non hanno recuperato quindi l'inflazione al 18%. I pensionati al 24 e qualcosa, ma qui c'è il tasso di sostituzione che incide molto, cioè ci sono quelli che purtroppo muoiono e vanno via con pensioni basse e quelli che entrano hanno pensioni più alte e questo tira su oggettivamente la media. Gli autonomi hanno aumentato del 62% la loro ricchezza, gli imprenditori a contabilità ordinaria del 69%, quelli a contabilità semplificata di quasi il 35% e le partecipazioni societarie di quasi il 32%. Ora, quando noi parliamo di imposte da calcolare sui nuclei familiari o sul singolo, come dire, cittadino, noi dobbiamo tener conto di questa distribuzione della ricchezza. Primo perché, come dire, il sistema fiscale è un sistema che può favorire un riequilibrio del peso fiscale tra chi ha di più e chi ha di meno e soprattutto insistere con la progressività delle imposte. Perfetto, siamo stati rapidi a concludere, effettivamente sono ragionamenti da fare sull'aumento della ricchezza e l'inflazione. Io adesso chiudo ringraziandovi ovviamente per essere stati nostri ospiti, quindi grazie ad Angelo D'Adamo, Presidente regionale Federconsumatori, grazie per essere stato con noi, e anche a Renato Bressani, Segretario Generale Regionale SPI CGIL. Grazie. 30 minuti SPI, questo episodio, questa puntata di 30 minuti SPI si conclude qua, allora di fatto vi auguro una buona continuazione di serata.